Presentata la lista che correrà per il nostro comune alle prossime elezioni comunali del 4 e 5 ottobre per 5 Stelle, il candidato a sindaco è Marcella Carlisi, che affiancata dai consiglieri comunali candidati cercheranno di espugnare Palazzo dei Giganti, sperando magari in un miracolo come è avvenuto a Porto Empedocle con la vincita di Da Carmina o con quella di Favara di Anna Alba. La candidatura di Marcella Carlisi, fedele fin dalla nascita alla lista 5 Stelle al comune di Agrigento e dei candidati, passerà al vaglio della piattaforma Rousseau per poter concorrere per uno scranno al comune. La lista è formata da tanti giovani che hanno voglia di cambiare la politica agrigentina, sostenendo per l'appunto la Carlisi. C'è una lista presentata, c'è un capo politico che è Crimi che deve dare l'ok, deve dare il simbolo, se vuole. Cioè se lo ritiene diciamo ipotizzabile. Comunque dico, c'è la tua volontà a farlo, un impegno per la città di Agrigento? Ma il mio impegno per la città credo di averlo dimostrato in 5 anni, anche ritengo con una certa maturità su tanti argomenti, quindi se è sempre un impegno in funzione della mia città, per amore della mia città e dei cittadini di Agrigento. Una lista con 24 nomi che sarà certificata da Rousseau. Sì, c'è una lista che è stata inserita su Rousseau nei tempi che erano quelli canonici, quindi nessuno strappo alle regole, si è aperta la finestra, abbiamo inserito quello che dovevamo inserire, adesso aspettiamo informazioni. Quindi come potrai convincere gli agrigentini a preferirti? Ma intanto non è una cosa... Nell'ipotesi che venga accettata. Sì, io mi spendo 5 anni di credibilità dove tutto quello che il Movimento 5 Stelle ha espresso come intenzione di trasparenza, cioè io veramente credo di aver aperto nel mio piccolo, perché alla fine sono 1 su 30, quel comune come una scatoletta di tonno, quindi tutta la mancanza di trasparenza, tutte le informazioni che i cittadini volevano, io ho cercato di dargliele. Ho dimostrato di fare opposizione e in certi periodi sono stata l'unica oppositrice su 30 persone e addirittura arrivando ad ossessionare a quanto pare qualcuno per questi fatti. E niente, continuerò ancora a farlo, tra l'altro alle 6 cominciava l'ennesimo consiglio comunale in cui molti praticamente ormai non partecipano più perché già sono proiettati alle prossime elezioni, invece io comunque continuo a attenzionare i temi comunali, tra l'altro ci sono delle interrogazioni a cui non mi è stata ancora data risposta, quindi ho scritto all'assessorato enti locali e a quanto pare adesso si stanno muovendo perché mi cominciano ad arrivare delle risposte e quindi presto potrò dare ai cittadini tutte quelle informazioni che finora sono mancate. Sei stata la più coerente degli eletti al Consiglio Comunale? Almeno sei rimasta da solo ormai nel gruppo a continuare la tua battaglia di opposizione? Sì, certamente, sono entrata opposizione, sono entrata col Movimento 5 Stelle e uscirò come Movimento 5 Stelle sempre all'opposizione. Ho fatto il mio lavoro nella commissione, in consiglio comunale, studiando tutti gli atti e oggi come oggi sono abbastanza competente su tutti i temi che si sono trattati, dai cimiteri ai bilanci, alle casette dell'acqua che abbiamo introdotto noi, abbiamo chiesto noi del Movimento 5 Stelle nel 2016, agli animali con l'ambulatorio che ancora però non ne vede luce. Speriamo che in prossimità delle elezioni quantomeno l'attuale sindaco Firetto lo inauguri.